Primo giorno da sindaco di Venezia per Simone Venturini, che si è subito messo al lavoro. La responsabilità è tanta, dice, e non voglio tradire chi mi ha dato fiducia. La terraferma trascina i numeri che eleggono con una netta distanza Venturini sindaco. A Favaro arriva al 70%, Venezia ancora Roccaforte di sinistra, Martella al 60%. Il trionfo a Cafarsetti al primo turno, la telefonata di Giorgia Meloni, le sfide future. Stasera alle 20:45 il nuovo sindaco di Venezia, ospite di Ferdinando Avarino a Ring. La sconfitta elettorale anima invece il dibattito nel centro-sinistra. Il PD cresce a Venezia del 5%, a mancare soprattutto le altre forze di coalizione. Durissimo l'ex sindaco Cacciari, mio nipote avrebbe preso più voti. Nuovo fronte di maltempo intanto in arrivo in Veneto, allerta gialla dalle 12 alla mezzanotte di domani per temporali intensi tra zona pedemontana e pianura, ma non farà sparire il caldo afoso. Buonasera, bentrovati, eccoci con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, naturalmente riflettori puntati sull'esito delle urne con il successo al primo turno di Simone Venturini, e oggi è stato il suo primo giorno da sindaco, subito al lavoro. La responsabilità è tanta, è grande, ha detto, e non voglio tradire la fiducia di tutti quelli che mi hanno dato il loro voto. Con una colazione veloce e poi subito in ufficio per leggere la stampa e iniziare a incontrare i dirigenti sui vari temi. È iniziata così la prima giornata da sindaco di Simone Venturini, il più giovane nella storia di Venezia, dopo i festeggiamenti serali prima a Mestre e poi a Cafarsetti. Una vittoria schiacciante che commenta così. Sento il peso della responsabilità. Ho avuto un grande risultato in termini di voti, questo vuol dire molte aspettative da parte dei cittadini e questo vuol dire per me un grandissimo lavoro da fare per non tradirne neanche una, e quindi sarà la cosa più importante. Hanno eletto tra vari nomi il sindaco di Venezia, scegliendolo tra quelli forse che ritenevano più adatti a governare la città, per esperienza, per conoscenza del territorio e anche per approccio abbastanza semplice. Io sono, come mi vedete, tendo a dire le cose che penso, ma tendo anche a essere molto alla mano e molto disponibile, tant'è che molti dei cittadini mi chiamano Simone, mi fermano per strada e mi dicono Simone, sindaco, Simone, sindaco. Ancora nessuna decisione sulla nuova giunta, ma Venturini ha già le idee chiare sui primi passi da fare. L'idea è rendere la macchina operativa il prima possibile, lavoreremo molto sulle competenze e a tutti chiederò un impegno senza risparmiarsi, perché davvero governare Venezia è un privilegio, ma è anche un grande sacrificio. Le prime 3 cose che ha intenzione di fare? Sicuramente formare la giunta e rendere la macchina operativa il prima possibile, un'agenzia, un board internazionale per attrarre investimenti a Venezia e poi sicuramente impostare la variazione di bilancio. Il neosindaco assicura anche che manterrà il rigore dei conti e della finanza pubblica, come fatto negli ultimi 11 anni, dice, in cui il debito si è ridotto di 200 milioni di euro, e aggiunge di voler lavorare in sinergia a partire dal governo. La Premier ha dato massima disponibilità o a venire lei a Venezia o appunto di ricevermi a Roma, ed è molto utile questo, perché Venezia è una città che ha molti temi legati a una dimensione nazionale e alcuni temi legati a una dimensione regionale. Pensiamo solo al tema del governo delle acque, del tema della salvaguardia di Venezia, del MOSE, delle manutenzioni, del porto. Quindi è importante avere un canale diretto con Roma, con i ministeri e con la Premier, e un canale diretto col Presidente della Regione. E proprio con il governatore Stefani, Venturini ha intenzione di lavorare su nuovi progetti abitativi a Venezia, mentre sul contributo d'accesso spiega. Servirà una modifica normativa per renderlo più incisivo e consentire a Venezia di trattenere maggiori risorse anche per noi, con le quali finanziare alcune cose. L'ho detto, insomma, adesso chiederò ad AVM un piano per avere chiaro il quadro economico-finanziario per trasformare il garage comunale dedicandolo unicamente ai residenti veneziani. L'ho detto in campagna elettorale e vorrò farlo. Infine, dopo i fatti recenti, il neosindaco su Fenice e Biennale dice: appena insediato incontrerò tutti, ascolterò tutti, a iniziare dai professori d'orchestra, le maestranze, a tutte le persone coinvolte. Biennale mi pare che si sia ricomposta, confermo grande stima e apprezzamento per il lavoro di Buttafuoco e più in generale per il lavoro che sta facendo la Biennale. Andiamo a esplorare la geografia di questo voto in terraferma, netto vantaggio di Venturini con punte addirittura del 70% a Favaro Veneto, Roccaforte dell'elettorato del centro-sinistra, Venezia, 36 nuovi consiglieri comunali eletti.
36 eletti, 12 donne, 24 uomini a sedere sugli scranni del Consiglio Comunale a Ca' Farsetti, 14 della lista Venturini, 5 di Fratelli d'Italia, 2 della Lega, 9 del Partito Democratico, 1 per 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Forza Italia, Ora e Terra e Acqua. Non passano la soglia per entrare in Consiglio Tutta la città insieme, Resistere Veneto, Città Vive, Futuro per Venezia Mestre, Prima il Veneto. Numeri e percentuali che, tornando indietro di 6 anni, si possono quasi sovrapporre con i risultati che fece Brugnaro nella sfida contro Pierpaolo Baretta, sebbene con un'affluenza più alta, intorno al 62%, contro quella di questa tornata elettorale che si è fermata al 55%. Resta sempre la lista del sindaco a governare i numeri, 31% per Luigi Brugnaro sindaco nel 2020, 30% per Simone Venturini. Peggio vanno i partiti, ma traina il PD che rispetto al 2020 prende 5 voti percentuali in più ed è tra i partiti quello che ha preso più preferenze, 24,8%, il doppio di Fratelli d'Italia. Crolla la Lega che non arriva al 5% e viene superata da Alleanza Verdi Sinistra al 5,18%. Ora Di Boldrin riceve circa 3.500 preferenze al 2,70%, Terra e Acqua che nel 2020 aveva superato soglia 4%. Uno stallo di un'ora e mezza prima che i risultati dei primi spogli arrivassero, le proiezioni davano Venturini in testa tra il 47 e il 51%, Martella fermo al 44%. Forbice che più passavano le ore più aumentava, da un primo stacco di 1.000 voti al termine degli spogli, la distanza di 12 punti percentuali si è tradotta in una differenza di 13.000 voti. Una mappa cittadina che denota la specificità di Venezia. Se il centro storico è rosso, ovvero più apertamente di sinistra, e quindi per la coalizione di Andrea Martella, la terraferma è quasi tutta colorata di giallo, preferenza, cioè per Simone Venturini. Boom di voti a Favaro con il 70% di preferenze, 57% a Marghera, intorno al 60% a Chirignago e Zelarino. Il divario diventa meno evidente nelle zone calde di Mestre, da Via Piave a Via Dante. A Venezia in testa invece Andrea Martella con Santa Croce ed Orsoduro, dove arriva al 60%. Un'onda gialla che ha travolto la laguna, la terraferma ha determinato anche in queste elezioni la scelta del primo cittadino. E poi c'è il tris di donne, regine di preferenze nel centro-destra. Parliamo di Francesca Zaccariotto, Ermelinda Damiano e Monica Poli. È una grande soddisfazione, quindi posso solo ringraziare tutte le persone che hanno creduto in me e che hanno lavorato assieme a me per questo grande risultato. Con 1082 preferenze, l'ex assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto è la più votata di Fratelli d'Italia, seguita da Alessandro Scarpa Marta e Gianpietro Trabuio. Prima della lista Simone Venturini sindaco e invece Ermelinda Damiano, ex presidente del Consiglio Comunale, che ha ottenuto 958 preferenze. Eravamo tanti candidati, tantissimi all'interno di tante liste. Io ho cercato di lavorare sempre con grande umiltà e con grande dedizione in questi 11 anni, però insomma poi soprattutto le preferenze non sono semplici e neanche scontate, quindi davvero per me è un'emozione doppia il fatto che i cittadini non solo probabilmente abbiano riconosciuto il mio impegno, ma lo hanno voluto scrivere direttamente mettendo la preferenza. Prima della lista della Lega un'altra donna, Monica Poli, nota anche come Lady Pickpocket per le sue battaglie contro i borseggiatori a Venezia, che ha ottenuto 603 preferenze, seguita dall'ex assessore Sebastiano Costalonga e dall'ex consigliere delegato alle tradizioni Giovanni Giusto. Io i fatti li ho dimostrati, cioè bisogna essere presenti nel territorio e questo mi ha premiato. Continuerò perché non devo assolutamente, è una mia priorità di tematiche riguardo la sicurezza e di idee ne ho. Adesso vedremo con la nuova giunta e il nuovo consiglio di fare in modo magari anche di metterli in atto, che mi ascoltino e vediamo. La questione moschea ha pesato e che si dica o che non si dica è la realtà. Poi le leggi si devono rispettare. 229 voti vuol dire che tutto quello che ho fatto insomma in questi 5 anni hanno portato sicuramente l'attenzione di tanti grandi amici che mi hanno sostenuto e quindi
È stata veramente una nottata faticosa ma piena di soddisfazioni, quindi bene, è andata benissimo. Noi proprio con questa elezione, inaspettata loro dicono, no? Improbabile, noi abbiamo fatto vedere invece che le cose impossibili in realtà c'è chi riesce a renderle possibili e quelli siamo stati noi. Se siamo ancora qua, dopo 11 anni ne faremo altri 5, arriveremo a 16, è proprio perché nel segreto del voto la nostra comunità fa il proprio interesse e quando era dietro là con la matita in mano ha detto ma chi mi lo fa fare? Quando esco grido che sono all'opposizione, ma qua dentro voto chi mi garantisce la continuità e quelli siamo noi, quindi grazie a tutti coloro che hanno creduto, anche quelli di sinistra che ci hanno votato. Chi si appresta a lasciare dopo 11 anni da sindaco è invece Luigi Brugnaro, ma lascia un'eredità politica forte. La lista Venturini, con molti assessori e consiglieri uscenti, è di gran lunga la prima forza del centrodestra veneziano. Si aspettava un risultato così straordinario? No, così straordinario no, però mi sembra di volare sulle nuvole. Voglio ringraziare, la cosa che mi sento proprio di fare, oltre alla Stefania che mi ha sostenuto 11 anni, ma voglio ringraziare i cittadini di Venezia, di Mestre, di Marghera, delle isole, le persone che hanno proprio espresso quello, cioè mi hanno dato un valore grande perché è quello che ho fatto in 11 anni, mi sembra che... E Simone sarà libero, ci tengo a dirlo, non è delfino di nessuno, delfino ne abbiamo uno, è in piazza San Marco, nuota bene su acque pulite. Le proporzioni della vittoria di Simone Venturini sono state tali da stupire anche Luigi Brugnaro e il successo elettorale del suo ex assessore è in fondo anche il suo, perché i voti raccolti dalla lista Venturini sindaco, assolutamente predominante nella coalizione di centrodestra, hanno premiato diversi consiglieri e assessori uscenti e rappresentano quindi anche un'espressione di gradimento verso il progetto politico e amministrativo ideato e guidato da Brugnaro in questi anni. Facciamo noi 30%, vuol dire 14 consiglieri, 5 Fratelli d'Italia, 2 la Lega, 1 Forza Italia, cioè è chiaro che sono i cittadini e questa è una lista civica, è trasversale, il futuro è questo, con l'alleanza di centrodestra, però bisogna che a Roma arrivi bene il messaggio, bisogna mettere gente competente, non basta mettere il fidato di turno, lo dico anche a orecchie qua locali che devono ascoltare, bisogna mettere gente capace, non basta fare i proclami, andare continuamente in televisione perché ha lo spazio, mettere gente fedele, devi mettere gente brava. Brugnaro ci tiene inoltre a ricordare particolarmente il lavoro dei dipendenti comunali, coi quali possono anche esserci stati dei momenti conflittuali, ma che rappresentano e rappresenteranno, dice, una risorsa preziosa anche per il lavoro di Venturini. Simone sarà un grande politico, io mi sono battuto perché fosse lui, è una bravissima persona, un ottimo ragazzo, ma soprattutto è un politico competente e farà bene, ma sarà libero. Io faccio altro, non ha bisogno dei miei suggerimenti, i miei consigli, deciderà lui cosa deve fare. Venezia è nelle buone mani, però grazie ai cittadini, grazie perché sono onorato di aver guidato questa città per 11 anni, è stato un grande onore, rifarei tutto e questa cosa adesso mi ha riempito il cuore, insomma, mi sembra di volare sulle nuvole. Cosa le mancherà di più di Cafarsetti? No, niente, cioè, ho fatto un servizio, mi ricorderà i momenti belli e meno belli, di grande valore, ma non sono nostalgico io guardo avanti. Di contro, naturalmente, la sconfitta elettorale anima il dibattito nel centro-sinistra veneziano. È evidente che ci sarà la necessità di fare una profonda riflessione e spero con grande onestà intellettuale da parte di tutti e senza scaricabarile, che spesso è la soluzione più facile che si trova. Il Partito Democratico è salito di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni comunali di Venezia, dal 19 al 24%, ma è un risultato che conta davvero poco di fronte all'imprevista e bruciante sconfitta al primo turno della coalizione di centrosinistra. Non l'avevamo previsto, mi pare che non l'avessero previsto neanche loro, bisognerà capire come si è sviluppato questo voto, da dove nasce. Un autentico shock elettorale determinato in massima parte dall'exploit della lista Simone Venturini sindaco. Che è in totale e completa continuità con la lista Brugnaro, perché lì troviamo gli ex assessori, gli ex consiglieri comunali e anche questa è una riflessione dalla quale insomma, bisogna partire. È stata premiata un'amministrazione secondo noi negativa, una cattiva amministrazione. I problemi della città restano intatti, dal tema della sicurezza, il tema della desertificazione del commercio, il tema del degrado, il tema del turismo, il
tema del lavoro. Chi ha pochi dubbi è Massimo Cacciari. In un'intervista al Corriere della Sera ha affermato che a Venezia ci sarebbe voluto un candidato sindaco diverso, come la Salis a Genova. Mio nipote Tommaso, ha concluso, avrebbe preso più voti di Martella. Proprio Tommaso Cacciari in un posto è stato durissimo. Questa volta perdere non era facile, ha scritto. Assessori arrestati, sindaco inquisito, una giunta completamente screditata, quando la capacità di autodistruzione del centro-sinistra diventa talento vero. Evidentemente noi non siamo riusciti, e qui va fatta un'autocritica, a far affermare la nostra proposta. Probabilmente avremmo dovuto avviare molto prima una relazione con la città. Non serve una semplice campagna di ascolto, ma bisogna condividere con i cittadini i processi. Con 1091 preferenze, Nicola Pellicani è il secondo candidato più votato dell'intero Consiglio Comunale. Anche la più votata è del Partito Democratico. L'esordiente Giulia Albanese ha avuto 1456 preferenze. Cosa l'ha spinta a candidarsi? Beh, credo che Venezia avesse bisogno di una visione che la riportasse ad essere una capitale a livello nazionale, europeo e internazionale. Non lo è in questo momento. No, non lo è una vetrina, e ha una vetrina internazionale, ma non è una capitale della produzione culturale, non è una capitale dal punto di vista produttivo, non è una capitale dal punto di vista politico. L'altro fronte è poi il peso della candidatura dei cittadini bengalesi nelle liste del centro-sinistra, che tanto ha fatto discutere. Per quanto riguarda una parte della nostra comunità, una parte dei nostri cittadini che si erano candidati con centro-sinistra, con PD, purtroppo non sono passati e il litigio non porta da nessuna parte, come abbiamo visto la Lega e il PD che hanno litigato molto spesso, e porta solo a cose brutte, quello che abbiamo visto, che è stata una elezione un po' brutta, pieno di odio e di una campagna un po' bruttina, diciamo. È l'analisi del risultato elettorale di Prince Haulader, portavoce di una parte della comunità bengalese veneziana. La sua riflessione sul peso politico e simbolico della candidatura degli esponenti della comunità bengalese nelle liste del centro-sinistra, che certamente hanno alimentato la mobilitazione identitaria del centrodestra sul tema dell'immigrazione e della trasformazione sociale della città, finita sotto i riflettori di tutta Italia, dice. In 2 mesi che loro a livello di attivismo non hanno fatto quasi niente, si sono catapultati nel mondo politico. È un mondo molto complesso, e quindi si sono trovati mezza Italia contro, e quindi il risultato è questo. Nel mirino della polemica con la moschea anche i volantini elettorali dei candidati bengalesi, suoi connazionali, scritti esclusivamente nella lingua della comunità. Per la campagna elettorale secondo me bisogna farlo nella lingua per il paese per quale si fa l'elezione anche in Italia, quindi nella lingua italiana. Poi se uno vuole, diciamo, coinvolgere anche non cittadini, si può fare anche in bilingua, che è una cosa che si può fare, però farlo solamente in una lingua trovo una cosa un po' sbagliata. Ha sentito che anche Giorgia Meloni si è congratulata per la vittoria di Venturini e ha detto che arriverà qua. La inviterà lei qui al Centro Culturale? Vedremo, non è una tematica che è del partito, è una cosa mia personale. Intanto, mentre Haulader, ancora tesserato di Fratelli d'Italia, festeggia la vittoria di Simone Venturini, con cui si congratula, si prepara a festeggiare anche un altro avvenimento, l'importante ricorrenza islamica della Eid el-Adha, la festa del sacrificio o dell'offerta, dove naturalmente qui alla moschea o centro culturale che sia di Via Giustizia a Mestre. C'è una comunità musulmana che sono dei cittadini italiani in tutti gli effetti, che hanno necessità di un luogo di culto. Noi non vogliamo simboleggiare con cupole, minareti, queste cose qua. Noi vogliamo avere solamente un posto dignitoso, rispettoso, al posto di avere capannoni, garage o comunque negozi che non sono adatti. Fin qui la lunga pagina dedicata al voto. Andiamo alla notizia invece delle previsioni meteo per le prossime ore, perché c'è un'allerta gialla emessa dalla Protezione Civile del Veneto, un avviso di criticità idrogeologica per temporali su tutto il territorio regionale, valido dalle 12 a mezzanotte di domani. È prevista instabilità in aumento dalle ore centrali della giornata, a partire dalle zone montane e pedemontane, con probabili rovesci e temporali sparsi, in possibile estensione a qualche zona di pianura, e dunque sono possibili
probabili fenomeni intensi e rapidi, frane superficiali colate, innalzamento dei livelli della rete idrografica e quindi allagamenti anche per il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane. Grande attenzione. I carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia hanno invece consegnato oggi alla Soprintendenza Archeologica e delle Belle Arti una porzione di monumento funerario di epoca romana recuperato in un'abitazione a Campagna Luppia nell'ambito di indagini avviate nel luglio 2024 e coordinate dalla Procura di Venezia. Il reperto, una lastra in pietra calcarea databile alla prima metà del I secolo d.C., probabilmente frutto di scavi clandestini, è ora sotto la tutela dello Stato. È tutto per questa edizione, adesso le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Treviso come sempre. Una buona serata, arrivederci.